Benvenuti, bentrovati, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio dedicato al mondo dello sport. La parentesi naturalmente la iniziamo con le principali notizie dall'estero e dall'interno, poi la regione e naturalmente la Marca Trevigiana, la provincia di Treviso. Vi ricordo che ci trovate su www.venetoglobe.com, ci trovate in modalità on demand con tutto quello che sentirete e che vedrete, proprio qui su Caffè TV 24, la TV che manda in onda il nostro spazio appunto dedicato allo sport, sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia e su altri canali, lo ricordo perché Caffè TV 24 si vede un po' in tutto il nord Italia. E allora andiamo a parlare di calcio, e qui va bene la nostra copertura a livello nazionale, perché vi voglio ricordare che in Champions la Juventus se la dovrà vedere con l'Atletico Madrid e già sui social fioccano le polemiche, insomma, su questo abbinamento, e Roma-Porto, forse un pochino più facile per la Roma, però staremo a vedere. Anche l'Europa League ha fatto i suoi accoppiamenti così suddivisi: Zurigo contro Napoli, Rapid Vienna-Inter e Lazio-Siviglia. E così di primo acchito possiamo dire che forse il peggior cliente l'ha pescato dall'urna la Lazio di Inzaghi. Per quanto riguarda la Serie A, ieri sera si è giocato il primo posticipo, perché ce n'è un altro questa sera. Il primo è stato Atalanta-Lazio, con l'Atalanta che ha battuto la Lazio di Inzaghi per 1-0, e decisamente non è un momento fortunatissimo per la compagine romana. Stasera tocca, vi dicevo, al secondo posticipo, ed è quello tra Bologna-Milan. Anche qui c'è una sfida nella sfida, a parte la sfida tra le due squadre, ma la sfida tra le due panchine, che dicono sono entrambe traballanti. Quella di Pippo Inzaghi, panchina del Bologna, quella di Rino Gattuso, panchina del Milan. Entrambi potrebbero legare questa partita, ed eventualmente una sconfitta, alla possibilità di lasciare la panchina. Staremo a vedere quello che succederà naturalmente in questa sfida. Anche in B ieri grande sfida tra Verona e Pescara. La spuntata, il Verona, buon momento di forma per la formazione veronese, che ha vinto contro il Pescara per 3-1. Tutto normale in Serie C. Nel girone B si attende la composizione e si attende la composizione della prossima giornata verso la pausa natalizia, mentre la Serie D per la 16ª giornata noi la concentriamo sul Montebelluna, il Montebelluna di Checco Feltrin, che è riuscita a strappare un altro punto, si porta in mezzo alla classifica, in mezzo al campionato a punti 23, pensate che l'Este di punti ne ha 27 insieme al Campodarsico, quindi diciamo che la formazione di Checco Feltrin ha reagito bene al momento particolarmente bruttino che aveva attraversato circa un mese e mezzo fa. Per quanto riguarda l'eccellenza invece, ieri proprio sul nostro canale, sul canale Caffè TV 24, abbiamo potuto vedere la sintesi di Luparense e Porto Mansuè, perché è stata proprio questa gara, quella tra Luparense e Porto Mansuè, ad essere quella con più sorpresa, visto il risultato, perché ha vinto il Porto Mansuè di Stefano Andretta per 1-0, gol di Ignago su calcio di rigore. È una Luparense che non sta attraversando un gran bel momento, una Luparense che si è fatta raggiungere dal Sedico, che punto su punto ha messo giù anche il Nervesa della battaglia, battendolo per 3-0. E proprio il Nervesa sarà la squadra che potrebbe essere il metro di osservazione tra le due compagini, San Giorgio Sedico e Luparense. Nervesa perché Nervesa ospiterà Luparense domenica prossima, nell'ultima prima di Natale. Questo per quanto riguardava il calcio. Domani ci occuperemo di promozione. In basket invece, con la TVB, Basket Treviso, che dopo la vittoria contro Forlì ha vinto anche a Roseto contro gli Sharks per 67-58 e si porta a -2 dalla Fortitudo Bologna. Ora ci sono due impegni casalinghi, si comincia il 23 affrontando Ravenna a Ravenna e sarà una gara importante. Intanto oggi la squadra, come da tradizione, è stata all'oasi pediatrica dell'ospedale di Treviso per confermare ancora una volta la bella collaborazione
collaborazione con l'ULS numero 2, i giocatori in versione Babbo Natale hanno consegnato i regali ai piccoli ricoverati in pediatria a Treviso ed è veramente una cosa bellissima. Il Ponzano Basket di Serie A2 femminile finisce l'anno 2018 in trasferta perché dovrà vedersela contro il Castelnuovo Scrivia, ultimo impegno del 2018, bisogna ritornare a muovere la classifica, dice Sottana, dopo la sconfitta 55-32 contro la Delser di Udine. Chi deve muovere la classifica è anche la Ruker Sanve che sabato ha perso 64-61 contro Vicenza al Palasport System di Borgo Saccon a San Vendemmiano, con una formazione, quella ospite, che veniva da ben 5 sconfitte e che ha reagito e ha battuto i trevigiani. Andiamo a sentire proprio il coach di Vicenza, cosa ci dice. E allora, dopo una serie non positiva è arrivato finalmente una vittoria. Il famoso November Rain, e non, diciamo, non pioveva acqua, non pioveva qualcos'altro. Sì, dai, una partita che secondo me abbiamo anche meritato di rivincere. Per la tensione nervosa che c'era, per la difficoltà dei primi 2 quarti, per la capacità poi di aver tenuto la testa lì sulla partita. Per noi era importante vincere, anche per Sanve era importante, però per noi aveva un valore particolare, perché nel momento in cui perdi 5 partite di fila vengono a mancare delle certezze. Noi abbiamo sempre questi alti e bassi, che da più 15 sembra che la partita non possa essere considerata vinta, però beh, intanto porto a casa tutto e per il bel gioco c'è tempo, sì, sì. Ha detto lei, i primi 2 quarti bruttini. Ma noi proprio brutti e tristi. E poi è venuto fuori l'orgoglio. Fuori anche gli uomini importanti. Sì, Diego, i primi 2 quarti è venuto in gita, terzo, quarto ho fatto vedere le qualità che ha, che lo rendono uno dei migliori lunghi del campionato. Però ha dato anche il respiro, il play che ha fatto respirare. Sì, sì, De Martini arrivava da una fascite plantare, Contrino è un 2000 che ha dato spessore, per cui ci portiamo a casa questi 2 punti qua tirati fuori con le unghie. Domenica, sabato? Sabato bisogna vincere. Per un buon Natale. Esatto. Ha finito con una battuta il coach di Vicenza, dopo 5 sconfitte vincere in trasferta non male, no? Deve provarci a vincere in trasferta la Ruker adesso, che proprio sabato sarà a Desio, quindi in bocca al lupo. Andiamo e lasciamo il basket per passare al volley. Allora Limoco questa sera gioca a Schwerin in Champions, quindi tutte le attenzioni sono lì sulla Champions per quanto riguarda la formazione di Daniele Santarelli e Capitan Volos. Si gioca in Germania dopo la vittoria a Firenze per 3-1 e ritorniamo proprio a Firenze sul parquet con il collega di LVF che ci ha avvicinato, Laura Di Chema. Peccato, abbiamo giocato una bella partita, sì. Alla fine penso Corneliano ha giocato più meglio. Sì. Siete contente della vostra prestazione, Laura? Sì, sono contenta, ma figurati, sono anche c'è un grande peccato ora. E guardando la classifica siete a un buon punto, nel senso che siete comunque là dove pensavate di essere ad inizio stagione. Guardando invece al futuro, credi che l'obiettivo ai playoff sia facilmente raggiungibile da questa squadra oppure ci sarà molto da lottare? Sì, penso abbiamo una grande opportunità per anche go up more, sì, non lo so. Secondo me abbiamo grande potenziale di questa squadra. Un'ultima battuta te la chiedo sull'impegno invece che avrete il prossimo turno di campionato. C'è un derby molto sentito contro la Savino del Bene. Sì. Immagino ci teniate parecchio ad arrivare bene a questo appuntamento. Sì, è sempre bellissima giocare contro Scandicci, è un grande derby e secondo me lavoriamo bene e poi guardiamo.
E allora la Di Ghema, che insomma brava, complimenti anche per l'italiano che sta già imparando molto molto bene, e c'è questo derby, quindi tutto fiorentino. Sentiamo invece la Markovic adesso, giocatrice di Cuneo, tra l'altro Cuneo farà visita appunto al Palaverde all'Imoco Volley Conegliano, quindi cominciamo dopo la Coppa di questa sera a pensare già al campionato. Eccola la Markovic. È stato bellissimo giocare a casa una partita del genere, perché vincere davanti a tutti noi contro una squadra come Scandicci, siamo ancora senza parole, pieni di emozioni, ringraziamo tutti che sono venuti. È proprio un cameo, ma proprio un cameo importante per Markovic, beccata e trovata proprio sul parquet dopo la partita di sabato per quanto riguarda Cuneo. Dopo la perdita di Miu Nagaoka per infortunio, è tornata in Giappone, ha salutato, ha mandato messaggi a tutta Conegliano e a tutta la sua squadra, dicendo di essere stata trattata veramente molto molto bene e di avere nel cuore appunto Conegliano. Arriva nel ruolo di opposto la statunitense Karsta Love, che vedete nei primi giorni del 2019, i primi di gennaio, sarà a Conegliano e si aggregherà alla squadra di coach Santarelli per il prosieguo della stagione. Love, classe 1993 di San Diego, compirà 26 anni il prossimo 2 febbraio, mancina, alta 1,93 e ha già avuto esperienza nel campionato italiano, perché nel 2015-2016 militò nell'Unet Busto Arsizio. Potrà scendere in campo dopo il 7 gennaio come da regolamento per il mercato invernale. Siamo in chiusura, la chiusura la dedichiamo alla Benetton, domani vi proporremo delle interviste, dopo la sconfitta con gli Harlequins per 20-9, adesso si guarda con la massima attenzione alle prossime due partite, bisogna stare attenti, si rischia di rimanere fuori da una challenge che era lanciatissima perché ci vedeva in testa la classifica, adesso invece con la sconfitta con gli Harlequins bisogna giocarci bene le prossime chance per quanto riguarda le prossime due partite. Ma di questo ne parleremo nelle prossime giornate di sport, naturalmente, di venetoglobe.com e di Caffè TV24 con questo nostro spazio sempre sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. A tutti voi, buona giornata!